Solo è Allah nel paradiso del profeta Maometto, solo il naso in mezzo al viso, solo il celibe nel letto, ma nessun da polo a polo come me sul globo, e solo né mai fu per quanto germe ebbe lune nel lunario, perché io solo sono il verme, lungo verme, cieco verme, bieco verme, triste verme, solitario. È sempre un vero piacere ritrovarsi come ogni anno in questa stupenda location rinnovata, è un vero salotto dei mantovani. Abbiamo iniziato con i tanghi argentini per passare poi al jazz d'autore con Claude Bolling. Oggi abbiamo il grande paroliere e cantautore David Riondino che proporrà delle poesie medievali, dei racconti medievali, Madonna Filippo, il Falcone e Don Chisciotte, e naturalmente il prossimo sabato si concluderà la rassegna con un straordinario omaggio a Frank Sinatra con la Big Band Jazz Set Orchestra, che riproporrà tutti i grandi successi di Frank Sinatra, e chiuderemo per quest'anno anche una stagione che tra l'altro ha avuto sempre il tutto esaurito, quindi vi aspettiamo poi per l'autunno, quando inizierà poi i concerti alla domenica al Teatro Bibbiena. La donna tiene un figlio, un giovinetto stolto, al quale devo dire piaccio molto. Mi guarda in mezzo al campo mentre veleggio in alto, frullando dentro il cielo di cobalto. Accenna una faccenda piuttosto misteriosa, dice che deve chiedergli qualcosa. Fu un colpo d'ali ed eccomi in mezzo al cielo e volo sulla rocca e sul Carmelo. Van bene le novelle degli orchi e delle fate, ma con le bestie non esagerate. E mettermi allo spiedo fu un gesto da ribaldo. Ditela a quello stronzo di Certaldo. Piazza Alberti è molto bella e dà l'idea di una veglia, di rimanere come quando non c'erano televisioni, che si stava in piazza a conversare, a incontrarsi. E la piazza è il posto giusto per raccontare le novelle, e Mantova è il giusto per raccontare le novelle di dame e cavalieri. Quindi un po' di cose di Cervantes, che è il più grande, diciamo, raccontatore di quello che sia la cavalleria, e ci spiega come si può vivere facendo della propria vita un romanzo se sei innamorato. Poi Boccaccio, più diciamo sanguigno, e poi Ariosto, che governa queste zone con le sue fantasie, sembrano delle novelle in versi. Questo qui è il percorso. Giace qui l'Hidalgo forte che ebbe un tal coraggio che la sua vita vinse la sua morte. Noi gli rendiamo omaggio, poco il mondo calcolò, fu strana la sua figura, il destino in lui cercò un'insolita misura, visse pazzo e morì saggio. Davide Riondino, Andrea Fandini, il maestro Maffizzoni. grazie.